Secondo turno infrasettimanale della stagione per il campionato di promozione siciliana Girone B, il Lascari Cefalù, dopo il primo tentativo di fuga, ospita la Sant'Angiolese che sta lottando per mantenere una posizione che valga il mantenimento della categoria, ma non è facile contro la prima della classe che già al 12° si porta in avanti. Cotugno va a terra all'interno dell'area di rigore ospite. Per il direttore di gara non c'è nulla. Tuttavia, al minuto 27, l'ex giocatore della Super Giovane Castelbuono, imbeccato da Danny Mocero, riesce a trovare il tap-in che vale l'1-0 del Lascari Cefalù. Segna ancora Cotugno, che ha impattato alla grande con la sua nuova squadra e adesso sblocca una partita importantissima, non semplice, visto che siamo quasi alla mezz'ora. 27° minuto. Al minuto 40 poi prova a mettersi in proprio Mocero, che sfrutta un errore della difesa avversaria, poi si incarta, cerca un dribbling di troppo, alla fine favorisce l'intervento della difesa bianco-blu. 3 minuti dopo, minuto 43, cross dalla destra a cercare la testa di Peppe Fazio, che però non impatta bene. Ultima azione del primo tempo, ancora al 45°, splendida questa volta la palla in avanti e questa volta Danny Mocero non può proprio sbagliare, torna a segnare e lo fa alla sua maniera, il totem, il simbolo dell'Ascari Cefalù, che chiude il primo tempo con un doppio e rassicurante vantaggio ai danni della Sant'Angiolese. Con le immagini passiamo al secondo tempo, 9 minuto, da un fallo laterale sul lato sinistro. La sfera arriva dalle parti di Pippo Tiscione, che se la sistema, scaglia questa botta col destro che si insacca sotto l'incrocio. Super gol del vecchio lupo di mare, dell'ex Ternana, che realizza il punto del 3-0. Tutti in piedi a Lilardo per il centrocampista di Mister Comito. Si diverte nella mezz'ora finale il Lascari Cefalù, che al minuto 61 cerca il 4-0, per poco non lo trova con questa conclusione di Pastorella, che si perde di poco al lato. Poi altra palla recuperata al minuto 85 dopo tanti minuti di stanca. Alla fine la sfera arriva ad Arena, altro tentativo a giro come Tiscione, questa volta la palla non si insacca e dopo 3 minuti di recupero l'arbitro fischia 3 volte. Vince ancora il Lascari Cefalù, sempre più primo in classifica. Da Sportisir è tutto, alla prossima!